Buonasera e benvenuti per questa puntata di Screenshot dedicata, lo vedete anche dal titolo, Gorizia sceglie il suo primo cittadino. Siamo al ballottaggio, i due sfidanti ve li presento subito in questa sfida elettorale. Allora, prima di tutti, come sulla scheda elettorale, è Laura Fasiolo, in rappresentanza di Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenka Skupnost, Gorizia è tua, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico Fasiolo Sindaca, Noi Mino Altri Sgo. E poi abbiamo Rodolfo Ziberna per Lega Salvini Premier, Noi con l'Italia Ziberna Sindaco, Lista Ziberna Sindaco, Fratelli d'Italia per Ziberna Sindaco, Forza Italia per Lusconi per Ziberna. Allora ci saranno alcune serie di domande, in questa prima parte 3 domande, i nostri ospiti avranno 1 minuto e 30 ciascuno per rispondere e ci sarà direttamente, come vedete in sovraimpressione, il countdown. Inizierei da Laura Fasiolo, prima domanda che sarà anche per entrambi. Parliamo un po' di turismo, sappiamo che Gorizia è territorio di confine ma anche di unione di popoli, è anche un territorio in cui si incrocia l'enogastronomia e si affacciano tutte le bellezze del Coglio. Come si pensa di intercettare i turisti e far crescere appunto questo tipo di comparto? Fasiolo, prego. Sì, una domanda interessante, certamente è un punto forte per il futuro, è un punto di investimento. Certamente quello che bisogna fare è mettere sul web tutta una serie di iniziative che si attivano e si attuano, e il calendario di tutte le iniziative più o meno di stagione, come dire, che devono secondo me essere fortemente pubblicizzate. Manca questo aspetto di pubblicizzazione perché i messaggi devono arrivare a una certa utenza. Io credo sia anche tanto importante un altro aspetto, quello del turismo scolastico. Il turismo scolastico trova nella nostra realtà tutta una serie di stimoli, perché ci sono tematiche di carattere storico, della storia del confine, l'aspetto naturalistico, la bellezza dell'Isonzo, quindi questo coniugare storia, cultura, beni ambientali è veramente una grande opportunità attrattiva per le giovani generazioni. Quindi un aspetto è quello sicuramente di pacchetti turistici per gli studenti, altro è una serie di pacchetti turistici per attrarre cittadini e anche stranieri che vengano dalle altre realtà attraverso tutte le modalità possibili del web e le varie forme di pubblicità. Quello che è importante secondo me... Ecco, adesso il suono del gong io devo stoppare ovviamente per la par condicio. Mi scusi. Ecco, nessun problema. Ha detto, comunque ha espresso il suo concetto. Stessa domanda per il turismo, come si pensa di intercettare i turisti e far crescere questo comparto, a Rodolfo Ziberna. Prego. Sì, e il turismo certamente sono assolutamente d'accordo con Laura, è uno strumento eccezionale in questo momento per poter rilanciare tutto il nostro territorio, non mi riferisco soltanto al territorio di Gorizia. La nostra fortuna è quella di essere nel 2025, insieme a Nuova Gorizia, capitale europea della cultura. Sappiamo in termini di presenza di turisti quanto ciò comporti, perciò Gorizia deve attrezzarsi, ma attrezzarsi ovviamente non soltanto per il turismo cosiddetto fuori porta. Ecco la ragione per cui stiamo lavorando insieme a Promoturismo FUG e insieme al GECT per essere presenti sulle piazze europee, non soltanto sulle piazze italiane, perché se a Matera sono arrivati circa 1.700.000 persone, noi contiamo di traguardare la soglia delle 2 milioni di persone. Oltre che la promozione del territorio, visto che è importante anche il passaparola e la fidelizzazione di coloro che verranno a Gorizia, è importante far trovare bene i turisti, fare in modo che perciò i turisti vedano una città bella, accogliente, dotata di appeal. Non per nulla ci sono diverse le attività di ristorazione che stanno aprendo, bar che stanno aprendo, negozi che stanno riaprendo, rialzando perciò le serrande, ma anche strutture dedicate alla ricettività alberghiera. Gorizia soffre, nel senso che ha pochissimi posti letto, sono diverse, perlomeno 4, gli alberghi che in questo momento stanno riaprendo, e a questi si aggiungono naturalmente le offerte più piccole di bed and breakfast. Seconda domanda, adesso parleremo di piano, il gong è arrivato nel frattempo ma aveva già concluso il concetto Ziberna, parliamo di piano opere pubbliche, piano viario. Questa è la domanda, la rivolgo adesso prima a Ziberna e dopo sarà il turno di Fasiolo. Prego Ziberna.
Beh, come noto, mai come in questo momento, in questi anni, Gorizia, nonostante il Covid, nonostante le mille difficoltà che i telespettatori e i concittadini conoscono, Gorizia è interessata da importantissimi interventi nell'ambito delle opere pubbliche. Vista la estrema attualità, ad esempio l'intesa tra Gorizia e Iris sta conducendo alla sostituzione di ben 40 chilometri di rete idrica. Il nostro obiettivo è quello di portare quasi il 40% di perdite in rete d'acqua che ci sono oggi, perciò su 10 litri, quasi 4 litri vanno smarriti nel sottosuolo, scendere il più possibile e soprattutto essere uno dei primi comuni capoluogo amianto free. Perciò l'attualità è estremamente evidente. Oltre a questo tante opere pubbliche destinate alla ciclabilità, 14 km di percorsi ciclabili, posteggi in Piazzale Saba un hub insieme alla Regione, APT e RFI con posteggio coperto e perciò uno scambio gomma rotaia, posteggio di via Manzoni, posteggio sotterraneo in via Boccaccio con una struttura capace in superficie di ospitare attività culturali, sportive, fieristiche, soprattutto riqualificazione del mercato coperto, la stupenda Valletta del Corno, 12 ettari che saranno destinati come fosse un vero Central Park goriziano, ma anche il Palabigotto, luogo dove ci saranno davvero, riporteremo i concerti a Gorizia. Perfetto, Fasiolo, anche per lei qual è il suo piano delle opere pubbliche, il suo piano viario? Sì, sicuramente c'è tantissimo da ristrutturare a Gorizia. Penso alla storica storia di Villa Luise, che è da secoli che dovrebbe essere conclusa. Un lavoro che è rimasto lì, dovrebbe essere luogo di hub e di rilancio delle imprese per giovani. In realtà si tratta di una realtà assolutamente immobile, come altri beni sono rimasti in condizioni di abbandono. Penso alla passerella di Stracis, altra cosa importante, che è stata aperta, poi è stata chiusa, che impedisce ai territori, soprattutto ai territori delle periferie, alle persone che abitano a Piedimonte e nelle periferie, di raggiungere la città. Ci devono essere anche qui tutta una serie di mezzi pubblici che non ci sono, mancano servizi per il raggiungimento della città. Quindi c'è veramente tanto da fare. C'è il problema ancora della viabilità e delle piste ciclabili che vanno interconnesse in una logica di collaborazione e coordinamento con Nova Gorizia. Questo è un aspetto molto importante, cioè un piano urbanistico che sia condiviso con la vicina Nova Gorizia proprio in funzione del 2025. Così la pianificazione anche di iniziative che riguardano anche il piano del traffico. Perfetto, allora adesso ricominceremo da lei, Fasiolo. Le chiedo un po' il suo piano che riguarda l'ecologia, l'ambiente, temi molto cari, insomma, soprattutto in questo terzo millennio, e se prevedete anche un piano sui rifiuti. Prego. Beh, certamente c'è il piano asporto rifiuti, è fondamentale adesso risolvere il problema che voi conoscete, che tutti conoscono, della Tari, che è appunto la tassa asporto rifiuti che è sarebbe incrementata del 25%, rispetto al quale noi abbiamo detto no, almeno il centro-sinistra ha detto no, ma anche parte del centro-destra. Adesso bisognerà fare una variazione di bilancio per quanto riguarda la tassa asporto rifiuti per evitare di mettere le mani nelle tasche dei cittadini che sono già fortemente oberati dall'incremento di altre tasse, della luce, del gas, e cercare di metterci parecchi quattrini. Mi diceva anche per quanto riguarda altre tematiche, ce ne sono veramente parecchie da risolvere per quanto riguarda anche l'aspetto energetico, mi pare. Sì. Ecco, anche si tratta di favorire anche le comunità energetiche, quindi la messa in rete di edifici con la possibilità di sfruttare l'energia solare, i pannelli solari, per favorire un utilizzo di energia alternativa. Perfetto, siamo stati nei tempi. Le chiedo anche a lei, Ziberna, qualcosa che riguarda l'ambiente e l'ecologia, piano sui rifiuti.
Prego, Ziberna. Assai volentieri, anche per comunicare cose belle, nel senso che i media giustamente accentuano quelle notizie brutte. Pochi sanno che Gorizia è settima e tredicesima in Italia come comune capoluogo rapportata agli abitanti e al territorio come città verde, perciò Gorizia è una dei comuni capoluoghi più verdi in Italia. 200 sono gli spazi verdi tra il più piccolo e il più grande. Questo significa una grande attenzione. 10.000 sono gli alberi che io li chiamo con la carta d'identità, cioè di cui si conosce tutto, questo qui anche in termini di prevenzione. Verde per noi significa però anche la cura, mi riferisco a quello che viene simpaticamente chiamato Isonzo Beach, che verrà rilevato dalla regione, piuttosto che il parco tra Campagnuzza e Sant'Andrea sul fiume Isonzo. Verde significa per noi, ecologia significa anche rispetto dell'ambiente, nel senso di abbattimento dei consumi, 16 milioni di euro spesi per la scuola, adesso di 18 milioni in una decina d'anni per efficientamento energetico, significa meno polveri sottili. Per quanto riguarda la pulizia, invece sappiamo che la competenza è della società Isambiente, di cui ovviamente il comune è parte, nel senso che è in house, e Gorizia ha il privilegio di essere una delle città della nostra provincia che spende di più, cioè che pulisce di più gli spazi pubblici. Certamente c'è una delibera che è stata cassata alcune settimane fa e che necessariamente dovremo riportare in aula. Bene, abbiamo finito anche questo terzo giro di domande, andiamo in pubblicità e poi riprenderemo nuovamente con Screenshot con questa sfida tra i due contendenti per la città di Gorizia. Eccoci nuovamente con una puntata di Screenshot dedicata alla scelta di Gorizia per il suo primo cittadino. I due contendenti vi presento per il ballottaggio che si svolgerà domenica, seggi aperti dalle 7 alle 23. Comincio da Laura Fasiolo come la prima nella scheda elettorale. Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenka Skupnost, Gorizia è tua, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico Fasiolo Sindaca, Noi Mino Altris, Go. E poi abbiamo Rodolfo Ziberna, Lega Salvini Premier, Noi con l'Italia Ziberna Sindaco, Lista Ziberna Sindaco, Fratelli d'Italia per Ziberna Sindaco, Forza Italia Berlusconi per Ziberna. Ricominciamo da Ziberna, gli faccio la domanda riguardante giovani università, come si pensa di bloccare la fuga dei nostri giovani? Prego Ziberna. Giovani parlanti me naturalmente, no? Andiamo alle battute. La leva che noi prevalentemente stiamo utilizzando ovviamente è quella della formazione e quella del lavoro. Formazione, certamente comincia la formazione già dalla più tenera età, ma stiamo focalizzando soprattutto alla scuola superiore. Grazie a un'intesa con la Regione riusciremo a creare il primo campus regionale destinato alla formazione superiore, 2 edifici ai quali potranno nel corso dei decenni aggiungersene altri 4, dove noi saremo in grado di fornire la didattica non di quest'anno, ma la didattica che servirà fra 10, 20 anni, 30 anni. È la prima volta che si fa in modo di corrispondere esattamente alle necessità degli studenti. Ma formazione significa naturalmente anche università. In più di 30 anni a Gorizia si sono insediati 4 corsi di laurea, noi in meno di 4 anni siamo riusciti a ottenere altri 2 corsi di laurea in più, da 4 a 6 corsi di laurea. Inoltre siamo riusciti a ottenere, partiranno anch'essi a breve, a ottobre, master importantissimi e soprattutto stiamo dedicando tanti sforzi anche alla formazione di qualità, la formazione superiore che non è una scelta B, ma è una scelta A quanto quella universitaria. La seconda leva, ma vedo che mancano pochi secondi, la seconda leva è quella del lavoro, fare in modo perciò che si riescano a creare nuovi posti di lavoro dove utilizzare queste competenze per aiutare i giovani ma per aiutare anche le imprese. Per lei stessa domanda a Fasiolo, giovane università, come si pensa di bloccare la fuga dei giovani? Io credo che la fuga dei giovani si blocchi assolutamente con delle politiche di formazione molto serie, politiche anche che guardino non soltanto al diploma ma al post-diploma, cioè favorire l'insediamento di corsi post-diploma che siano fortemente correlati con il mondo del lavoro, che non siano avulsi da questo. Certamente sono stati istituiti nuovi corsi di laurea, questi corsi di laurea però devono diventare
diventare più attrattivi. I giovani devono muoversi a Gorizia per studiare e per lavorare, ma per veramente essere attrattiva e internazionale la nostra università, per essere caratterizzata da un aspetto più forte di internazionalità, bisognerebbe introdurre un insegnamento, per esempio al SID, in lingua inglese, perché possa essere attrattiva per studenti di altri paesi. Poi bisogna favorire anche un dialogo con il mondo delle associazioni e le associazioni studentesche, che siano loro a dire cosa serve, quali sono i bisogni. I giovani hanno scarsi momenti aggregativi, non hanno la possibilità di aule studio fino ad ora tarda, hanno tempi limitati, hanno di apertura, hanno scarsissimi servizi, e poi c'è naturalmente necessità di attrarre il mondo del lavoro e di attrarre impresa per poterli collocare adeguatamente nel mondo del lavoro. La fuga dei cervelli è veramente disastrosa a Gorizia ed raggiunge i punti più alti. Andiamo avanti, parliamo di sociale. Io volevo sapere da voi, candidati, e ricomincerò dalla Fasiolo, visto questo aumento di gas, aumento delle bollette, lo sappiamo, l'ordine del giorno, come si pensa di andare in aiuto alle varie famiglie in questo momento? Parliamo quindi di sociale. Prego Fasiolo. Beh, il sociale è assolutamente importante, curare il welfare, curare la situazione delle persone che sono, e soprattutto degli anziani, creare dei servizi di prossimità per le persone anziane, persone molto spesso che non hanno possibilità di aggregazione, è assolutamente importante. Per esempio costituire e facilitare i centri diurni per anziani, i centri diurni Alzheimer. Questo significa andare incontro alle esigenze delle famiglie, alle tasche delle famiglie, costituire per esempio anche delle aggregazioni, dare la possibilità del trasporto agile, ricorrendo al mondo delle associazioni per il trasporto facile, anzi non agile, il trasporto facile comporta la possibilità di andare a curarsi nei vari posti della regione, di avere un trasporto gratuito chiamando il mondo delle associazioni. Questo mi pare importante. Oltretutto gli aiuti per i caregiver, cioè per le famiglie che hanno situazioni di disagio in casa, aiuti alle donne per favorire il home working per esempio, oppure lo smart working alle persone che gestiscono situazioni di cura degli anziani in casa. E poi come non mettere mano alle tasche dei cittadini? Cercheremo di fare tutto il possibile, di richiedere fondi europei. Allora, progetti del sociale, aiuti economici alle famiglie, anche la stessa domanda per Rodolfo Ziberna, prego. Assai volentieri. Noi come amministrazione comunale, che già negli anni scorsi abbiamo sempre destinato una fetta importantissima di risorse del nostro bilancio al sociale, abbiamo fatto uno sforzo impensabile, ma siamo riusciti a farlo. Da 30 milioni siamo passati a 36 milioni destinati al welfare, più il 20% nonostante le difficoltà oggettive di reperimento di risorse. Pochi sanno che Gorizia stava per siamo arrivati sul podio, siamo arrivati terzi, ma correvamo, consentitemi la battuta, tra virgolette, il rischio di essere anche capitale europea del welfare nel sociale grazie a una rete di associazioni. Se non sbaglio o Madrid o Atene è riuscita a superarci all'ultimo minuto. Per noi welfare significa prendere atto che la platea di coloro che hanno bisogno si è allargata a dismisura durante il Covid e durante la crisi che ha provocato anche il Covid. Persone che fino al giorno prima avevano famiglie con 2 stipendi, perciò avevano la possibilità di pagare le tasse e comunque di corrispondere alle aspettative della propria famiglia. All'improvviso si sono trovate senza risorse, perciò riuscire a portare risorse a casa delle famiglie che non hanno bisogno. Noi, come sappiamo, come si sa, diamo i contributi sia per l'abbattimento delle locazioni, del costo perciò degli affitti, diamo dei contributi alle famiglie che non possono raggiungere non più la terza settimana, ma ahimè nemmeno la seconda settimana, e continueremo naturalmente con questo solito. Allora, ricomincio da lei, Ziberna, per questa penultima domanda. Le chiederò in che modo si pensa di agganciare il treno della zona logistica semplificata. Prego.
La zona logistica semplificata è sicuramente una grande opportunità. Oggi il Presidente Federica mi ha confermato che la Giunta regionale ha già mandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il piano strategico che è stato redatto, e ringraziamo, dall'ente camerale della Venezia Giulia, insieme naturalmente alla Giunta regionale e insieme anche all'ente camerale friulano, perché la zona logistica, la perimetrazione si è estesa anche in Friuli. Come sapete si tratta di retroporto di un porto, perciò Gorizia è retroporto di Monfalcone, 51 sono gli ettari, perciò la zona industriale è inclusa, all'interno della quale verrà utilizzata la leva fiscale, perciò non tanto il contributo, non tanto l'abbattimento, quanto la sburocratizzazione che abbiamo visto, abbiamo toccato con mano, essere l'elemento che più interessa agli imprenditori. Oltre alla zona logistica semplificata, l'altra zona economica è la ZESE, zona economica speciale europea, per la quale stiamo lavorando insieme alla Slovenia. La diversità qual è? Che non usa la leva fiscale italiana, ma la leva fiscale europea, per intenderci, perciò è una sorta di zona franca e perciò usa il dazio. Riuscire, ecco, ad esempio per la ZESE, ce ne sono una quarantina in Europa, prendendo una via di mezzo tra la peggiore e la migliore, se noi ci trovassimo in mezzo potremmo assicurare qualcosa come, tra Italia e Slovenia, 3.000 posti di lavoro. Anche per lei, Fasiolo, zona logistica semplificata. Beh, ne so qualcosa, come lei saprà, perché ho portato in Senato la proposta di legge della zona economica speciale. Mi sono interessata del tema della zona logistica semplificata nel mio mandato senatoriale. Ho portato poi anche all'attenzione, attraverso il Partito Democratico, della Giunta, naturalmente della Regione, del Sindaco, della Camera di Commercio, il progetto della zona logistica semplificata rafforzata. Quel rafforzata non è indifferente, perché ritengo che sia assolutamente la soluzione dei problemi, abbattere sia l'aspetto della leva fiscale sia l'aspetto della complessità burocratica. Noi siamo vicini, siamo contigui a uno Stato in cui c'è una gran semplificazione burocratica e a uno Stato in cui il fisco è molto meno forte, quindi le imprese non sono attrattive nella nostra realtà. Ecco che quindi la rilocalizzazione di imprese che si sono delocalizzate attraverso la zona logistica sarà fondamentale. Sì, devo dire che quanto alla perimetrazione che mi ero permessa di suggerire a Federica e alla Giunta regionale, questa perimetrazione delle zone logistiche riguardava centralmente Gorizia come retroporto del porto di Trieste e di Monfalcone. Purtroppo, e qui mi spiace, continuerò la prossima volta. Allora, adesso io vi faccio l'ultima domanda, ricomincerò da Fasiolo. Avete 30 secondi di tempo per lanciare un appello al voto per domenica, ai vostri elettori, anche alle altre liste che sono escluse, a chi volete voi, insomma. Ricomincio da Fasiolo, 30 secondi di tempo. Posso dire un pezzettino di... Prego. Però lei ha 30 secondi, sì, ho 30 secondi. per Voglio dire che tutto. Questa zona logistica di Gorizia è soltanto 51 ettari, è naturalmente quasi un nulla, lì bisogna lavorare, come bisogna lavorare perché per voltare pagina a Gorizia. Noi abbiamo assolutamente bisogno di voltare pagina, di dare speranze ai giovani, di dare un futuro ai giovani, di vedere un commercio con un piano del commercio mai fatto, di vedere il traffico con un piano del traffico mai fatto, che segua una logica. Abbiamo bisogno di cambiare pagina e di dare nuove speranze. Quindi mi rivolgo a tutto l'elettorato, e l'elettorato di centrosinistra è moderato perché... Perfetto. Stop, perché siamo in par condicio, quindi 30 secondi anche a Ziberna. Prego. Il mio primo appello è: andate a votare, potete votare Fasiolo, Ziberna, ma andate a votare, perché non appartiene alla nostra cultura soltanto il 51% degli elettori che si sono recati alle urne. Esercitate questo vostro sacrosanto diritto. Poi è certo che naturalmente l'auspicio che il voto giunga a me per impedire di frenare questo grande processo dalla capitale europea agli investimenti che soltanto la nostra giunta siamo riusciti a intercettare verso queste risorse, e da parte dello Stato e da parte della Regione. Bene, allora ringrazio i due ospiti, faccio l'in bocca al lupo a loro per la partita che si giocherà, insomma la grande sfida che si giocherà domenica, seggi aperti dalle 7 alle 23 per il primo cittadino di Gorizia. Ripresento
che ho al mio fianco, in base a come c'è sulla scheda elettorale, Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico Fasiolo Sindaca, Noi Mino Altris Go, Rodolfo Ziberna, Lega Salvini Premier, Noi con l'Italia Ziberna Sindaco, Lista Ziberna Sindaco, Fratelli d'Italia per Ziberna Sindaco, Forza Italia Berlusconi per Ziberna. Grazie a tutti, arrivederci da Screenshot è tutto, grazie.